e padronare quando sospira mai fatta marda stu cuore come una cannella bella quando ti sente nominare poi piglia l'esperienza della neve fredda e si fa mangiare e tu come si tanta aspra e crudele morte mi vire e non mi può aiutare. Vorrei diventare un picciotto con una lancella che rimane in acqua per me ne da chi sti fa la sotto belli femmine meia chi vo acqua se votano nell'aria all'ancoppa chi è st'unin che va nell'acqua io le rispondo con parola corta sono lacrime d'amore non è acqua. Votano nell'aria all'ancoppa chi è st'unin che va nell'acqua io le rispondo con parola corta sono lacrime d'amore non è acqua, sono lacrime d'amore, non è acqua. Prego, avvocato, accomodatevi. Oh, ecco qua la famosa terrazza. Buongiorno signora. Buongiorno. Sì, avete visto che veduta? Beh, veramente incantevole. Voi dovete sapere che questo è un appartamento particolare. Di case così ce ne sono poche in circolazione. Ed è questo il momento per fare affari. Ho capito, sono una rarità, però, ragioniere, qua l'appartamento è da ristrutturare completamente, Oddio, avvocato, proprio completamente no. E come no? Dici che le rifiniture sono un poco datate, ecco. Oh, ragioniere, ma è il vostro mestiere che va a parlare così. Ma voi lo sapete meglio di me. Quando si comincia a rifare i pavimenti e i rivestimenti,
e si rifanno gli infissi, le tubature. Insomma, una cosa tira l'altra. E poi, voi la conoscete mia moglie, no? Veramente no? Quella è talmente pignola che vorrà cambiare il nottolino delle serrature di ogni porta. Almeno il fabbricato è stato ristrutturato recentemente, quindi le spese condominiali non sono una sorpresa, ecco. Almeno quelle, però vedo che per arrivare qua al palazzo c'è una bella rampa di scale, e portare su la spesa sarà un'impresa. E le chiamate scale quelle, avvocato? Quelle sono una decina di gradini. E poi state a Corso Vittorio Emanuele. Poi se notate, guardate là, guardate. Vedete, nell'angolo ci sta pure un garage. Sì, questo è vero, ma voi la conoscete mia moglie? No? E quella beve solamente acqua nelle bottiglie di vetro. E portarle fin qua non sarà così semplice, Ho capito, però venite, guardate qua, vedete, aspettate un attimo, faccio vedere. Fatemi vedere bene. Sì, vedete, allora. Vediamo bene sta cosa, che sennò... Allora, vedete. Voi, se girate a sinistra da qua, state a Mergellina. Se andate a destra, invece, state alla funicolare. Invece attraversate il corso, un'altra rampa di scale, ma altri in là 10 gradini, e poi state a Chiaia. Cioè, voglio dire, il posto è centralissimo. Poi, tranquillo e defilato dal traffico. Ho capito, sarà pure come dite voi. Ma sono pur sempre 430.000 euro, ragioniere. Avvocato, ho capito, però guardate qua, vedete, guardate la disposizione delle camere, Ecco, vedete? fatemi vedere bene perché poi devo raccontare a mia moglie che quella... vabbè, ecco, mi faccia vedere. Servono gli occhiali? Ma no, non serve, non Ah, serve. Vedete, guardate, sono 5 camere, cucina, bagno e poi ci sta pure un soppegno. Come un suppegno? Ah sì, il ripostiglio là nel sottotetto, vedete? Questo? Sì, quello lì. Solo quello, è un altro appartamento. Avete un bel coraggio a chiamarlo appartamento. Se fosse mia moglie si farebbe delle grasse risate. Perché voi la conoscete mia moglie, no? No. E poi comunque ci vorranno almeno altri 100.000 euro per ristrutturare il tutto. Capito, avvocato, ma voi ci pensate che diventa questa casa una volta che la ristrutturiamo? Sì, ho capito. E pensare che 40 anni fa, quando ero bambino, queste case valevano 2 soldi, ragioniere. Avvocato, a volte. Pensate che quando eravate bambino voi, Manchester manca l'ascensore. Mia madre mi disse solo che lo misero negli anni '80. Ah, quindi vostra madre abitava in questo palazzo? Sì, in questo palazzo, ma adesso non ricordo se è terzo o secondo piano. Però ora vedete, guardate, vedete il palazzo di fronte, quello là, vedete? Ora sta là. E invece a fianco ci sta casa mia. Caspita, avete 2 appartamenti in questa zona, con terrazza e vista mare. Caro ragioniere, vuol dire che vendere case rende bene allora, Oddio, avvocato. Una volta rendeva. Vedete, ora solamente le case di lusso hanno ancora un valore. E noi agenzie immobiliari siamo ancora un po' in crisi. Sì, in effetti anche vostro padre ieri sera in agenzia mi ha detto che avete un po' di crisi, Ho detto francamente fra noi due. Io e mio padre abbiamo altri 5 appartamenti. 2 sono affittati, 2 sono affittati e 3 sono ancora da vendere, incluso questo. Caspita, quindi pure questa è vostra? Sì, ed è pur la più vendibile. Ah, ma questa si vende? Come se si vende? Io ho altre persone interessate. Ah, beh, buon per voi allora. Comunque meno male che prima della crisi avete avuto la possibilità di comprare tutti questi appartamenti. Avvocato, non è proprio così. Come non è così? No, ma vi spiego, vedete qua, vedete, no? Vediamo un po' se seggio. Mamma mia! E quanta polvere infetta! Avvocato, dovete capire, qua la casa è disabitata. Ci sta nessuno, non ci sta. Ho capito, ma... Mamma mia! Aspetta, ti faccio, aspetta, non vi preoccupate. Accomodate. Sì, ma guardate quanta polvere! Ci fosse mia moglie qua pignola com'è, col pennellino toglierebbe tutto. D'altronde voi la conoscete mia moglie, no? No. Vabbè. Vedete che vi spiego. Vedete, quello è stato mio nonno che è morto prima che io nascessi. Ah, allora forse era molto ricco, era un nobile. Ma voi scherzate? Vedete, il fatto è questo. Mia madre mi raccontava che il nonno, verso gli inizi della guerra, cominciava a raccogliere il ferro vecchio. Tra dirotte dei solai, artiglierine esplose, insomma, tutta la monnezza che trovava. Si caricava sopra la carretta e se la portava in un capannone che teneva sotto la collina di Poggioreale. Sai che fatica. Pensate che la gente lo pigliava pure per pazzo. Beh, Però fu così
che si ritrova una fortuna. Una fortuna, una montagna di ferro vecchio, ma... Avvocato, però dopo la guerra ci fu la ricostruzione e quindi il ferro serviva. Già, guardate che intuizione. Pensare che aveva cominciato facendo saponaro. Come un saponaro? Sì, il saponaro, quello che andava in giro e comprava la roba vecchia. Ah, il Robby vecchio, insomma. Sì, appunto, tutta munizia che la trovava, se la comprava per poi rivenderla. Scusate, ma vostro nonno era mica un russo? Ma Gesù, come lo conoscete voi? Mio zio me lo raccontava sempre. Vostro zio conosceva mio nonno? Conoscerlo proprio no, l'ho visto una volta sola e per pochi minuti. Il fatto è che mio zio, tanti anni fa, abitava qua a Napoli, alle Rampe Brancaccio. Si chiamava Aiello, ingegner Michele Aiello. Poi verso i 50 anni vendette tutto e si trasferì in una bella città del nord. Sì, a Sanremo si chiamava, sì. E allora può darsi che mio nonno compra roba da vostro zio? No, assolutamente. Allora scusate, ma perché lo conosceva? Allora, diciamo che lui lo conobbe in un giorno apparentemente normale, ma che con il passare degli anni diventò per lui così importante da ricordarselo fin nei minimi particolari. Per via di uno scherzo che aveva fatto a certa brava gente, uno scherzo di cui però lui si pentì amaramente. Chissà che scherzo! Sì. Quando ero piccolino mio zio me lo raccontava sempre di questo scherzo fatto proprio in questa zona, e forse su una terrazza come questa. Ah, davvero? Sì, assolutamente. Mio zio non si era mai vergognato così tanto in vita sua, però proprio quella volta aveva capito che cos'era veramente la dignità. E allora voi per questo ve lo ricordate? No, perché mio zio, quando si fece molto vecchio, diciamo, ha perso un poco il cervello e ripeteva sempre la stessa storia. Ah, sì. Alzheimer? Esatto. E questa storia dello scherzo me lo ricordava ogni volta che lo andavo a trovare, sempre uguale. E insomma, scusate, sta storia, sentila oggi, sentila domani, me la sono imparata a memoria. E quindi, visto che nella storia ci stava anche mio nonno, voi per questo ve lo ricordate? Esatto. Mio zio mi raccontava sempre di un certo Don Gennaro, di sua moglie e di una signorina Anna Maria che si affacciava da una finestrella su una terrazza dove si vedeva sia il Vesuvio che il mare. Veramente dite? Sì, questa ragazza si chiamava Anna Maria e mio zio mi diceva che era una ragazza bellissima. Suo avvocato, a sentirvi parlare mi si sta accapponando la pelle. La terrazza di cui parlate è proprio questa. Don Gennaro abitava qua e la signorina Anna Maria sta ancora qui. Ma veramente? E dove sta? Ma come la signorina che ci è saluto poco fa? Ma ne siete sicuro che è lei? Come no? Ma io me lo sentivo che la terrazza era proprio questa, quando l'ho vista sopra internet. Ma che combinazione. Avvocato, però adesso mi dovete pregare, cioè io voglio sentire questa storia. Ho capito, io però fra mezz'ora ho appuntamento con mia moglie, che quella, se arriva in ritardo, voi la conoscete mia moglie d'altronde? No. Vabbè, comunque facciamo una cosa, andiamo giù al bar e vi offro un bel caffè così vi racconto la storia. Ah, sì, andiamo. Vabbè, però... Ragioniere, mi raccomando, venitemi incontro, fatemi un bello sconto sulla casa, così l'affare lo facciamo tutte e due, Sì, poi in agenzia ne parliamo con mio padre e vediamo cosa possiamo fare, però andiamo che voglio sentire questa storia. Andiamo. Scusate, un'ultima domanda a lei e anche a voi del pubblico. Ma lei, mia moglie, ma la conosce? Come no, andiamo! Ah, che bella aria fresca, cattore malvarosa, e tu dormen stai, coppa sti fronne rosa. O solo a poca per sto giardino spunta, o vento passa e passa, sto ricciolino in fronte, io devo
io te vorrei passare, ma ancora non mi dice ed asciutta, ed asciutta. Io me vorrei dormire, io me vorrei dormire, vicino a tu, n'ora puria, n'ora puria. Tu dormi rosa mia e dorma sonna china, mentre io guardo incantata stu musse corallina e che sti carne fresca e che sti trezze nera mi mettono in tuo cuore mille male pensieri. Io te vorrei passare, io te vorrei passare, ma ancora non mi dice ed asciutta, ed asciutta. Io me vorrei dormire, io me vorrei dormire, vicino a tu, n'ora puria, n'ora puria. Te si fatta una veste scullata, un cappiello coi nastri e quel rosa, stiva miezza a 3 o 4 sciantosa e parlava o francese a così. Fui la triera che t'ha incontrata, fui la triera a tu letto gnorsi, insieme t'aggio voluta. Tu m'hai voluta bene, ma non ci mamma più, mai vota tu. Distrattamente pensa a me. Regine, quando stiva conmigo, non mangiava capane e cerasa. Noi campavamo vase che vase, tu cantava e chiagniva per me. Io Gardilla cantava contigo, Reginello vuoi bene a stu re.
non ci mamma più, mai foto tu, distrattamente pensa a me. Oi Gardilla, a chi aspetta stasera, non ho vita, accia aperta caiola, Reginella è volata e tu vola e canta, non chiagnere ca, ti ha trovato una padrona sincera, che è più degna sentirti cantare. Distrattamente pensa a me. Grazie. L'altra giornata, panna, sempre panna. Nonna Concetta, ma ora vi mettete anche a lavare i panni? Che volete fare, signorina mia? Vedete, adesso c'ho questo bucato da fare, poi devo rammendare i panni, devo cucinare e infine a stasera, avete voglia quanta di cose esce a miezza? Ma che fate? Mettete le mani nella lisciva? Signorina mia, quello mio marito è fissato, le camicie le vuole bianche, immacolate, e così devo mettere le mani nella lisciva. Sì, si vede che Don Gennaro ci tiene. Sì, vuole sempre... fare il giovanotto, vuole fare. È sempre così elegante. Sì, Ma sì. io le mani nella lisciva non le metterei mai. Sapete che diventano? Sì, quando ero signorina, giovane come voi, pure io dicevo no, le mani nella lisciva, non le metto neanche sicché. Ma poi, con una famiglia sulle spalle, si cambia idea. Guardate, non è uno scherzo, portare avanti una casa. Certo. Eccola qua. Buongiorno signorina Fedora. Buongiorno pure a voi. Buongiorno. Sì. È stata. E poi mi metto qua. E poi non c'è. Ecco. Sì. Sto proprio bene qua. Meno male. Oi! I miei pennelli. Guardate. Belli, qua sto proprio belli. Che state dipingendo? Ciclamini giganti, natura morta. Come mi piacerebbe dipingere. E si capisce la pittura da grandi soddisfazioni. Peccato che non ne sono capace. E che volete fare? Artisti si nasce? Concetta? Dice. Il lenzuolo l'ho messo in camera tua. Ho fatto di tutto per salvarlo, ma non c'è stato niente da fare. Come mi è dispiaciuto. Che peccato. Perché ieri notte a mio fratello Gennarino gli venne il voglia di scrivere a letto. E siccome fumava un sigaro ci fece una bruciatura di questa posta. Oh, che peccato. Ma perché Don Gennaro la notte scrive? Che vi devo dire? Io credo che qualche giorno di questo o portiamo diritto al manicomio.
Ma Nico, che esagerazione, cugetta mia. Guardate, esagerazione. Ma vi dico che è successo stamattina. Si è alzata, non ha trovato le ciabatte vicino al letto, ha fatto rivoltare una casa e poi se n'è andata sbattendo la porta e mi ha detto: tu non mi hai mai compresa. E certamente Gennarina ha avuto sempre un'anima sensibile. Se ne è accorta adesso? No, quella è sempre stata. È un artista proprio come me. Guardate, abbiamo fatto la casa delle belle arti. A proposito, il maestro mi ha chiesto che si mangia. Io ce l'ho detto che pasta e cozze, ma ha fatto la faccia amara. Guardate, ma gli facciamo lo storione. Vedete un po', invece di mettersi al corrente con le mesate, qua in mezzo vai di, i soldi servono. Ma perché non vi paga l'affitto della stanza? Signori, si è messi in casa, qua mangia, qua dorme e non si può vedere una lira. Eppure lo stipendio lo piglia, no? Ma il maestro di disegno? Gesù, ma di chi stiamo parlando? Sì, che pensava allo stipendio. Non sarà molto, ma almeno lo prende tutti i mesi. Ma scusate, ma che state dicendo? È logico che lo prende tutti i mesi. Guardate signori, qua nessuno è milionario. Se si fitta una camera è per bisogno. Quello si è messo in casa sono 3 mesi che non riusciamo a vedere una lira. Il vostro marito non gli dice niente? Mio marito dice che poverino, non c'ha famiglia, è lontano dal suo paese, insomma, gli fa pena e non ha il coraggio di mandarlo via. Ma ha ragione, quello non è nemmeno di Napoli, poverello. Quello dice sempre che non ha un soldo, ma io non ci credo. E poi mio marito si è fatto impapocchiare con la scusa che gli sta facendo il disegno di una sua invenzione. Impapocchiare, perché non è vero? Fedoma, fammi piacere. Nata a fare a perdere. E con questa scusa, maestra se ne approfitta, ecco qua. Ma cara cognata, mio fratello Gennarino ha ragione. Come si può cacciare di casa un pover'uomo senza famiglia? E quando noi poi alla fine del mese non ci arriviamo, chi ci dà a mangiare? Il povero uomo senza famiglia. È per quello, perché quel senza famiglia che si trova qua, quello fa il supplente e sostituisce il vicepresidente che ha preso un anno di aspettativa, avete capito? E come mai poi è venuto proprio qui a Napoli? È venuto a Napoli perché ha saputo che il preside tra 2 anni se ne va in pensione e spera lui di prendere la nomina, visto che il vicepresidente è sempre ammalato. Beh, allora il prossimo anno potrà al posto tutto il suo. Certo. E quello è un posto importante. E quello, sapete che cos'è, signorina? A una certa età mi sembra il giusto riconoscimento dopo anni e anni di lavoro. Ha ragione. Ma come a una certa età? Ha un aspetto così giovanile. No, guardate, quello veramente sembra giovane, un aspetto giovanile. Ma voi non vi preoccupate che quello una certa età ce l'ha. E come mai poi è venuto proprio qui a Napoli? Brava. Come mai? Io veramente una volta l'ho sentito che parlavo con mio fratello Gennarino di una brutta storia da dimenticare. È per questo che ha chiesto al ministero di anticipare il suo trasferimento, con la scusa di doversi ambientare, avete capito? Avrà ragione. Chissà che storia. Che storia. Sembra che si tratta di una donna molto più giovane di lui. E lui ha giurato però che mai e poi mai ci sarebbe ricascato. È perciò che sta qua, per dimenticare. Guardate, è venuto giusto a dimenticare casa mia. Donna Concetta, prima o poi si potrà permettere una casa tutta sua. Certo. Comunque, permettete, anch'io ho da fare il mio bucato. Fate il bucato? Sì, lavo qualche camicetta. Anche io la mia biancheria la lavo col sapone delicato, ma non la faccio toccare da nessuno. E si capisce, sono cose delicate quelle. Permettete?
Prego, fate pure, fate pure. Lei che è stato con gente? Che è successo? No, ti volevo dire che a me questa, con tutta quest'aria di nobiltà, sinceramente, mi fa proprio autostomaco. Ah, ma quale nobiltà e nobiltà? No, Quella fa la segretaria. Anzi, faceva la segretaria in un ufficio. Volendo di me ne fu cacciata per uno scandalo. Che sacci, boh. E che scandalo? Ma io che ne so. Gesù, come non lo so? Quello mio fratello non me l'ha voluto dire. Non te l'ha voluto dire, Perché? Io sono signorina. Lo sappiamo, Cassizzatella. Tu non perdi mai l'occasione per punzecchiarmi, io lo dico sempre. Da questa casa me ne devo andare. Devo vedere quello che devo fare, ma me ne devo andare. E quando te ne vai, fammi piacere, portati pure un maestro. Volesso cielo. Ma voi vedete? Ah, magari. Guardate. Mannaggia miseria, mannaggia, io sapevo. Accorta, E noi muoveremo in sta casa. piano. Ci sta benissimo, in la cucina non ci sta. Che vuoi, mamma? Tu passi? Stocca, bella mamma. Ma che è stata? Mamma, io tengo fame. E tu ti hai fatto chi la zuppa e latte stamattina? Tengo fame, che già fame. Ma sono ricordate. In da cucina, nella credenza, c'è sta una bella fetta di frittata e maccheroni che è avanzata da ieri sera, ma bella mamma, mangiatela! Mamma, già me l'ha già mangiata. E non ci ha già fatto niente. Ma figlio mio, tu ti devi far visitare a questo sfunnelo! Poi tu stai zitti, voglio mangiare quando voglio. Tu sei scostumato e Lazzaro e sono cretina io che ti do pure confidenza. Mamma, io tengo fame. Non narrare. Adesso andiamo dentro alla cucina, mamma ti fa una bella fetta di pane, sale, olio e origano. Che dici? Mamma, già me l'ha già fatta. Io mi volessi Dici, bella una mamma. bella felle pane. Stella. Con sale, voglio acide. Ma non l'ho infruciato tanto che gli può venire una dilatazione di stomaco. Ma ci pensi, D'accordo, Io mo ci- State accorto, e ciclamino. Tu stai pittando e pitte e cichi grazie a Dio. Pensa a te che c'è che già lo sei, hai capito? Mamma, Guarda, la verità sia piegato. che le mi chiamate cieco. Una caretta. Aspettami qua, aspetta, non ti muovere, mamma, aspetta un momento. Fedona, mi pare proprio che non sta bene. Ma come? Vicino a un povero ragazzo che Dio lo sa, già non ci vede bene, cieco, non c'è. E mi pare proprio che non sta bene. Ma vedete, andiamo da cucina. bella Non sta mamma. bene, non sta bene. Brava mamma, brava, che la merita. Buongiorno donna Concetta! Buongiorno pure a voi. Signorina Fedora? Signora Concetta, una cortesia, la mia pasta me la fate scaldata a pepe e formaggio. Sapete, la zucca proprio non mi va giù. Tutto che lo duciazzo in coppo stomaco. Guardate, faremo come dite voi, sarete serviti alla perfezione. Pepe e formaggio, vedete logo, invece di mettersi al corrente con le mesate. Vieni a mamma, andiamo un gin, vieni. E invece di metterti al corrente con le mesate, mettetevi a posto con le mesate. Ma piano piano, mamma, mi tirate, mi stavi facendo cadere, Causa, perché si affitta sta camera? Piano, mamma. Guardate, sei ciecato, è ciecato. Aspetta, Gente che si è giocato. non ti muovere, fermo. State ferma. Guarda, si sono rotte le lente. Tu, si la streghe, mi sono l'occhio con la stana mentira. Vieni, la mamma te la aggiusta gli occhiali, vieni. Mamma mia. Ma vedete, sta un pochettino di malumore vostra cognata stamattina? E che vi devo dire, quella sta sempre nervosa. Belli, sono
Fiori a campanello? Vedo che la botanica non è il vostro forte. Sono ciclamini giganti, natura morta. Quest'anno con gli alunni come va? Come va? Signorina Fedora, ma la scuola è finita da più di 2 mesi. Che sbadati. Comunque sono stati bravi. Sì, tutti promossi, quasi tutti promossi. Sa come vanno fatto disperare? No, non mi hanno fatto disperare, no. Certo sono un po' vivaci, questo sì. Ma voi non lo sapete, è la vivacità di noi napoletani. Sì, io poi gli faccio la mia lezione di disegno senza sforzarli troppo e me ne vado a casa. Ma pensavo sempre, ma voi fate sempre casa, scuola e casa, ma non vi annoiate? Signorina Fedora, ma voi lo sapete, io mi sono trasferito a Napoli da poco, io sono di Caserta e qui non conosco nessuno. E allora io che ci sto a fare? E che ne sacci? Sì, pitturate. Vedo che non avete capito, volevo dire, che cosa ci sto a fare io qua per voi? E come sarebbe a dire? Pensavo che uno di questi giorni, prima che comincia la scuola, io vi porto in giro per Napoli e vi faccio da cicerone. Anzi, sapete che facciamo? Andiamo alla festa di Piedigrotta. No, per l'amor di Dio, signorina Fedora, la festa di Piedigrotta, mi hanno detto che lì c'è sempre tanta gente. Io non amo il caos, ecco. Proprio come me! Siamo uguali e voi, Allora facciamo una cosa, andiamo sopra Posillipo. Là c'è poca gente, così possiamo stare soli un poco io e voi. Ho capito. Finalmente un poco d'aria. Don Matteo, voi state qua? Don Gennaro. Io ma poi cercavo. Sì. Stavo ammirando la pittura di vostra sorella. Questa non per dire, non è bravo solo a dipingere. È portata per il ricamo, per la casa, è una donna piena di virtù. Bravo. Matteo, questa va in giro per musei a copiare quadri di grandi pittori. Ha copiato dei quadri importantissimi. Adesso per esempio Rita accanto, sta facendo dei papaveri che sono bellissimi. Ma che dici Gennarino? Sono ciclamini giganti. Vabbè, io ho visto quel rosto, mi sono confuso. Vabbè, Don Matteo, vogliamo interessarci dei nostri affari, di questa mia invenzione? Come no? Prego. Mi devo arricchire, devo far fare tanti bei soldi pure a voi. Come no? Il disegno l'avete fatto? Sì, lo devo ultimare, manca ancora qualcosa, ce l'ho in camera. Vabbè, io ho trovato anche la persona che caccia i soldi. Ah sì? Sì, è un simpatico giovane ingegnere, un ingegnere del nord. Diventeremo ricchi. Così finisce che stringerà cinta con quelle poche pensioni che piglia, che non mi basta più a niente. Giusto. Eppure voi, Don Matteo, la pensione della scuola, ma che ne facete? Farò fare tanti bei soldi anche a voi. Sì. Ho capito, e magari, Don Gennaro, magari. Don Matteo, io ho fatto anche tante altre piccole invenzioni, cose che non avevano una vera e propria utilità commerciale, tante piccole cosette che ho già applicate in casa mia. Sì, e come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che per esempio ho inventato il sistema per non fare infracidare i melloni che si appendono per Natale fuori al terrazzo. Veramente? E come fate? Come faccio? Siete curiosi? Che quando voi appendete il mellone fuori al terrazzo, quella parte che tozza, che urti in faccia al muro, si infradice, si ammalla, come diciamo noi. È vero, e quando l'andate a mangiare proprio quella parte lì? Sì. È amara? Sì, è come il veleno. Il filo. Ma è tanto che gira, tanto che pensai. Il lampo, il genio e trovai il sistema. E quale sarebbe questo sistema? Siete curiosi, Siete curiosi. Don Matteo, un chiodo lungo. Un chiodo lungo? E come sarebbe a dire? Perché il mellone viene appeso, sì, è vero, ma scostato dal muro. Ma voi vedete che va pensando? Sì, sono tutte piccole osservazioni, no, ma questa qua è una cosa seria, questa è una cosa che veramente ci farà arricchire, ci farà fare un sacco di soldi, non Matteo? Sì, voglio voi, come no? Il sistema per evitare la bucatura alle gomme degli automobili, ma voi scherzate? Bravo. E poi una volta che l'abbiamo perfezionato, Don Gennaro, scriveremo a Ford in America. Già, Don Matteo, che la Ford sta aspettando proprio a noi, Don Matteo. La
avete ragione. Magari bisogna prima brevettare, e poi vi faccio vedere che saranno le fabbriche stesse a venire da noi. Bravo, hai proprio ragione, vedi, sì, è proprio così. Questo è poco, non lo voglio. Il amore è fame. Ma che state, belle papà? Mamma mi ha dato solo questo, se no dice che mi fa male. Ha ragione, noi fra poco ci mettiamo a tavola. Ha ragione il professore. Può darsi che ti passa l'appetito, non ti mangi il cucinato. A chi? A chi lo là? Non ce n'è chi è capace di rimanere digiuno a tutti quanti quando ne siamo, per l'amor di Dio. Esagerato, è di buon appetito. No, questo, quello là è, come dite a Napoli, è fammista, non ce n'ha. Vabbè, per il momento mangiati questo e poi vediamo qualche altra cosa, bello, non ti preoccupare, verimmerò. Io ci toglierei pure questo. E che porcheria un ragazzo che mangia dalla mattina alla sera. Poi tu state zitti, voglio mangiare. Schiatta, e invece li fatti tu. E tu prendi di poca confidenza. Io non capisco questo coglione, caro Don Matteo. Si è fatto grande, ha fatto pure a barba, e per lui le femmine è come se non esistessero proprio. È tardivo, Don Gennaro, è tardivo. Voi dite, Lo so, io poi me ne intendo di ragazzi, voi lo sapete. Mamma mia, come grida, che c'è? C'ho la carne sopra il fuoco, non posso lasciare. Vieni un momento. Tu ti metto con sto pannellino a mano. Mamma mia, non ce la faccio più. Gennaro, tua moglie è diventata proprio insopportabile. Lo sa che io dice, 50 anni. Don Matteo, quando sta presente mio fratello, lo sa per il passato quanti partiti ho mandato. Però adesso, pur di andarmene da questa casa, io mi sposerei chiunque. Perciò, se avesse qualche intenzione per me, può mettere da parte l'associazione, io passo sopra ogni cosa. Condizioni, età, difetti fisici. Insomma, pur di andarmene da questa casa, mi sposerei chiunque. Permettete, Don Matteo? Prego, signor Fedora, prego. Prego. Ma vai, Anna, che ti fai male, belle papà, state d'accordo? Tu vai a bascia là, Don Matteo, ho visto che tra voi e mia sorella c'è una certa intesa. Mettete a parte la soggezione e parlate. Parlate, ma cosa devo dire, Don Gennaro? Io dico che se avete qualche intenzione, un'intenzione seria, non vi preoccupate perché io ve la do. Troppo onore, ma non ne ho le possibilità. Vabbè, Don Matteo, a parte il fatto che l'onore sarebbe tutto quanto nostro, ma voi siete una persona istruita, siete anche direttore. Don Gennaro, non esagerate, sono solamente vicepreside. Vicepreside, vabbè, allora, caro vicepreside, volete andare in camera vostra a prendere il disegno? Io ci vado pure, ma io ve l'ho detto, ci manca ancora qualcosa, lo devo ultimare. Poi ce l'abbiamo bloccato, guardiamo insieme, non vi preoccupate. Vabbè, allora, volete così? Sicuramente, andiamo. Permesso. Prima aspetta qua, non mi muovo a capo. Permesso, Don Gennaro, permesso. State tranquilli. Don Gennaro! State cercando, questo è il disegno. Accomodate. Vai dimmi che hanno fatto, ma a che punto siamo? Ho sentito che fischiettavate con un usignolo innamorato, Don Gennaro. Oggi sono tanto allegro. Sono felice per voi. Sì. Ma a proposito, avete più scritto qualche altra cosa, qualche altra poesia? Sì, qualche cosa. No, anzi, Don Matteo, quando è stato un po' che avete un po' di tempo libero, ma mi date una mano perché io ne vorrei fare un libricino. Come no, io stessi mi dissi che ne valeva la pena. Sì, facciamo una bella raccolta. Sì, una raccolta. Poi mi
darete un occhio, voi che siete esperto. Sì, grazie. E se tutto fila liscio vi farò scegliere anche il colore della copertina. No, grazie. Anzi, mo, sentite questa qua, l'ha già scritta poco, proprio questa notte. Aspettate, lo legge. Ecco, lei. Le chiesto. Eccola. Ma dite un po' che lettera, Fate. L'ha intitolato Oraggi Sole. Bello, raggi su. È una tristezza che sta a casa mia, per vedo sole che non trasa mai, è sempre scuro, che malinconia, una casa senza sole, che ne fai? Non si sente no cielo, non si sente, sta casa è fredda pure in dall'estate, appiccio fuoco e appiccio inutilmente, o sole scarpe, o fuoco le appicciate, ma tu eri in betta te ne sei addonato. T'ha fatto bene a casa mia sprovvista. Si è ancora buona e a quando le guardate sta fanastella non le perse vista. Poi con uno specchio, o con una crastulella, come sola, sta tutto in faccia a te. Che scusa ti spassa la capallumella, ne fai cadere un raggio in fronte a me. Bella, veramente, ma Don Gennaro, voi siete un artista. Vedi che vi è piaciuta, Sì, come no, certo che la ragazza vi approprio, Vi siete accorti, chi non se ne accorge è diventata la vostra musa ispiratrice. Bravo, si vede che siete professori, si vede. Ho detto, guardate, la cosa è bella, ma non ve la posso dire, secondo me se la... voi hai visto? Facendo, siete sempre più bello. Beh, oggi mi sei lei. Mi capita anche lei. Come che ti tu? Ma trattato voi prima a me. Scusate. Bontà vostra, signorina. Siete voi che siete una simpaticona. Tommasino, come al solito state mangiando. Questo ci mancava. La ci racconto pure a voi, Tommasino, ma così si risponde la signorina. Quella quando è seccante, voglio mangiare quando voglio. Scusate, signori, quello hanno scorso male, che volete fare? Non fa niente. Vabbè, Gesù. Ma io non lo so, c'è una bella ragazza. Niente, non lo sa proprio niente. Quello mo abita a fianco a noi, tiene la finestra che affaccia in coppa con sto terrazzo, un altro giovane ardente. E guardate quello come la caccia. Non prova interesse per le donne. Me ne sono accorto, Trovate avendo contento, sentite a me. Non lo so, su guaglione la chiave pigliata, non lo riconosco proprio come figlio. L'amore di Dio, sapete com'è, meglio così. Quelle le donne sono infide. Sì. Fate anche il mio bucato. Questa è una camicetta. Non c'è bello, ma un fazzoletto. Guardate. Peccarella. Guardate la mutandina. E niente, però. Un francopolla. E neanche di più piccole. Io pure porto le mutande corte. Si capisce. Tutti i giovanotti portano le mutande corte. Estate, inverno. No. Papà le porta lunghe. Se no gli dice che gli vengono i dolori. Ma chi ha parlato? Ma perché rispondi in mezzo? Chi sei tu? È porto lunghe, è porto corto. Ma perché rispondi in mezzo? Tu non devi parlare, capito? Tu devi parlare solo quando la gallina fa la pipì. Hai capito? La gallina fa la pipì. No. E allora non devi parlare, devi stare zitto. Ma io non parlo mai. Mai, così risparmi il fiato. È porto lunghe, è porto corto. Scusate, quello non scostumato. Sì, le porto lunghe perché sono quelle vecchie che si devono solamente buttare. Ma le nuove le comprerò certamente corte. E diventerete sicuramente più attraente. Lo spero. Tommasi, bella mamma, mi vuoi dare una mano? Che dici? Donna Concetta, vostro marito va in giro ancora con le mutande lunghe. Voi dovreste mandarlo in giro con le mutande corte, perché così è la moda. Signori, non vi preoccupate. Mio marito non deve andare più alla moda. Si è fatto vecchio. Ma tu poco da morire. Lì l'hai fatta pipì? No. Allora resta zitto, ne parlava, ma come te la chiarisce? Così pazzo. Queste sono le mutande che deve portare mio marito. Belle, comode,
abbondante. Ma insomma, se bisogna fare l'esposizione, si è fatta volontario cinque. Che sono cose pazze proprio. Non vi prendete collera, don Gennaro, siete sempre un bell'uomo. Certamente, lo spero, almeno questo. Oh Matteo! Oh Matteo! Oh Matteo! Ui, donna Concetta. Cortesemente, c'ho la caldaia con l'acqua bollente sopra il fuoco. Me la volete andare a prendere? Ma io veramente. Ma lascia stare Don Matteo, stavo parlando del disegno dei nostri affari, tu disturbi Don Matteo. Ci sta là Guaglione, chiama proprio Don Matteo. Guaglione, figlio tuo. Chi lo Guaglione è un murrone. Pagare l'acqua bollente non voglio mai uccidere passarmi una disgrazia, Guaglione, guarda. Mi faccio che tutte cose che non sapete. Sì, lo sappiamo. Abbiate pazienza, Don Matteo, andate su perché tengo il vestito buono. Non dubitate, don Gennaro, state comodi, ci va chi, Chi se muove? Grazie tanto, abbiate barba. Niente, tu non puoi fare niente, figlio mio, pensa solo a mangiare. Ti sei fatta grande e pensa solo a mangiare, non so cosa pazzia. Al posto mi mettessi scuola, metterei vergogna, Cose pazze. Insomma, tu non la vuoi finire di toccare la roba mia. Ma che è successo? Ecco qua, si è mangiata la coda del pesce di cioccolato che mi ha regalato mio marito. Tuo marito, e quando ti sei sposato? È un chiodo fisso, tieni due cervielle, sto marito. Susanne, volevo dire mio fratello. Guardate là, guarda. Eccolo qua. Non sono stato io. Ecco qua, il pesce senza coda, lo puoi negare. Non sono stato io. E poi viene sempre nelle mie camere e mette sotto sopra i cassetti del mio comò. E cerca sempre per venirci dopo qualche cosa da mangiare. L'altro giorno non ho più trovato il pacchetto di caramelle svizzere. Guardate, tenevi il caramello svizzero, tenevi. Mariuolo, Concetta, vieni a vedere il revuoto che ha messo nella mia camera, vieni! Mamma, sta vecchia scopa non la può fornire. Vecchia scopa a me? Sì, a te. E tu, ne hai trovato marito perché sei brutto. Mettimi la sciarpa! Basta, Felice, è rimasto troppo ragazzo. Ma quanti anni tiene? Quanti anni tiene, signorina mia? Tiene quasi 19 anni. È andato a scuola? Sì, andava a scuola, quando ha fatto fine la terza media. Te ne voglio fare niente. Pensa solo a mangiare e non fa l'amore con nessuno. Don Gennaro, mi ha caduto il reggiseno, per favore. Io non sono pratico, però se devo, trovo il sistema di venire sopra da voi. Ma no, che avete capito? È là, per terra, da voi. Io pensavo di essere sceso e lavorate essere messo a posto da me. Scusate signori, scusate, io qua sono vecchio, potrei essere vostro padre senza nessuna malizia, per carità. Me lo prendete? Eccolo qua. Questo è il vostro reggimento, Sì. Però se lo volete ve lo dovete guadagnare. Don Gennaro? Don Gennaro. Don Gennaro! Don Gennaro! Questo è il vostro reggimento? Sì. Beato lui! Beato lui! Don Gennaro! Don Gennaro! E chi mi può scordare, occhio che ha ragionata, senza parlare, non mi dicite no, è stata una poca, come ricchia, come voglia, come saccia. Don Gennaro, che bella voce che avete. È una bella voce, signorina. Una volta,
quando ero giovane e con gli amici portavo le serenate alle belle ragazze. Ma adesso no, oggi sono altri tempi. Adesso non si usa più. Questa è una vecchia canzone, una canzone dei tempi miei che forse voi non conoscete neanche. Si chiama Occhio che ha ragionato. Stu occhio che tiene bella, lucente chiude stelle, sonnire chiude so come tu sospiri, ogni sospiro coce, ma te non fuoco roce. E quando trasa un pietto non trova più a ricetta e non mi ricetta no, occhio che ha ragionato senza parlare e non ne sei portato alla Renata signorina. Questa la cantavo sempre a mia moglie quando eravamo fidanzati, sapete signorina, e ballamia, divertiamoci, cantiamo e che si fa scordare occhio che ha ragionata senza parlare, non mi dicite no, è stata per poca, come lì, come sacci, come così, senza. È brava Don Gennaro, è brava signorina. Donna Concetta, che bella voce che tiene vostro marito. Sì, deve cantare al mese di maggio. Invece pensare all'affanno che tiene, si mette a fare il casca morta. Ma tu poco da morire! E là, noi si è fissati che è morta. La gallina fatta per via. No! Ma allora vattene, vai, cammini. Cascamorto, ma quale cascamorto? Concetto, io scherzo. Sicuro. Signora Concetta, vostro marito scherza, non fa seriamente. Non può fare seriamente. Venite, Matteo, mettete l'acqua qua dentro. Sì. Permettete? Prego, signorina, prego. Ho sentito. Ma no, donna Concetta, vostro marito scherza. Ma ho sapete quanto è vizioso Ma guarda vizioso, Concetto, ma mica se ragione, che le è una piccinella. sei la piccinella e portatela a casa. Ma portare sta casa un Matteo Samino. Marito! Donna Concetta, vostro marito scherza, ve l'ho detto già, Concetta, non vi pigliate collera. Guarda cosa, Matteo, la collera fa male. Sì. Concetta, e quindi tu russo sabunare. Sabunare? Perché non lo conoscete, non lo sapete che vuol dire. È quello che compra la roba vecchia. Sì. Vabbè, Fedora, io veramente le ricette che tenevi a Rubicella avete. Però poi, sinceramente, io non mi fa comodo perché tengo da fare. Ma va bene, Concetto, lo sabunare. E mo come fare? Quella ha fatto tutte le scale con quel sacco così pesante. Mo ci dico una cosa di questa. Ma non è Quello mi manda al manicomio a me. Ciao, come Vabbè, fallo venire. Ha messo Gennaro, fuori ci sta quel signore che è venuto ieri. Ma non mi ricordo come si chiama. che mi dice a fare chi è chi? Aspetta un momento. Mandalo via, io so. Non mi ricordo. L'ingegnere Aiello. Aiello, fallo entrare subito immediatamente. E questo è quell'ingegnere che caccia i soldi per perfezionare la mia invenzione. Si chiama Aiello? Sì, Michele Aiello, ingegnere del Nord, l'ho conosciuto l'altra sera al bar. Sì, è venuto, è entrato. Stavo con due femmine, pezzettano sotto il braccio, cose del lato l'una. E poi ha visto, l'ho offerta a tutti quanti, Sì. Io oggi visto che te ne soldi, io ho parlato della mia invenzione, è sembrato interessato. Sì. Come mi piace Mendrodi e Ma quello che è un po' con c'è. Ma non mi chittoni la seccia. prego, tu, ma chi te pensa? Accomodatevi. Caro Don Gennaro! Carissimo ingegnere, grazie di essere venuto. Come state? Bene, grazie. Voi? Benissimo, molto bene. Anzi, vi voglio presentare il mio amico inquilino, il professor Matteo Penna, maestro di disegno e futuro direttore della scuola. Bene, molto piacere. Il piacere è tutto mio, ingegnere, ma il nostro amico Don Gennaro esagera sempre. Sono solamente un vicepresidente. Ma sempre modesto il nostro ospite. Ingegnere,
è lui che ha fatto il disegno della mia invenzione. Sì, in effetti sì, l'ho disegnato io il progettino della sua invenzione. Ma forse è meglio che ci accompagniamo, a me. Dite? Sì. Approfitate con la seggio, ma te. Prego. Aspetta, mettiamo qua l'ingegnere, prego. Al centro. Al posto d'onore. Posto d'onore, eccoci qua. Ecco qua. Finalmente che si decide, meno male. Vieni. Mamma mia, signor, sto scalo non fornivano più. Non ti lamentare, perché a fare le scale fa bene alla salute. Fa bene. Facete tu con un sacco in coppa e spalle. Mamma mia, fa caldo che in coppa, ma tu sto niente lo tieni per vizio. Signor, quale vizio? Dio essere servato solo perché vengo in coppa a faticare. Vuoi te lo dico subito, guarda buona. Se sei venuto con l'intenzione di accattare Parigi per 3 soldi, la porta sta là, vattene direttamente. Siete sempre stesso. Ma chi va a mi voglio accattare Parigi per 3 soldi? Andiamo, che te mi da vendere? No, questa volta guarda, tengo certi abiti di mio marito, ma roba nuova. Se però è quella come dell'altra volta non se ne fa niente, signore. No, che sta roba è buona veramente. Tengo in do su piglia, lascio il sacco qua e vieni tu stesso, che c'hai a pigliare in do su piglia. Vieni. Per me siete signori. Prego, accomodate. Prego. Dunque, prima cosa, spiegatemi bene di che si tratta. Don Gennaro mi ha detto che l'altra sera al bar ve ne parlò abbondantemente per più di 2 ore. Sì, noi quasi 2 o 3 ore, non mi ricordate? Sì, ma non ho capito proprio tutto. Vabbè, ma allora lo spieghiamo un'altra volta, non mi preoccupate. Gennaro. Ma lei che vuoi, c'è? No, volevo sapere, ma tu che lo vestito pignolo trovi a ancora? Oh, vestito pignolo, che è il suo vestito pignolo? Come che lo vestito nocciolo, becciolo? Vestito pignolo? Chi? Ma che ne sa, con c'è pignolo, un no pignolo? Stiamo parlando di affari, scusate, se mai vendi tutto, vendi la casa, no? Lasciati parlare di affari, per cortesia. Scusate, ingegnere, scusate tanto, dunque. Prego, per carità. Allora, sì, mi stavate spiegando la vostra invenzione, perché l'altra sera quando ne parlammo sinceramente capivo. Ecco. Prima di cosa si tratta di un'invenzione utilissima, questo arrivaste a capire. Questo sta bene. Sì, ma non ho capito bene. Don Gennaro mi parlò di automobili, parafanghi. Sì, certo, certamente. Automobili sì, ma parafanghi no, non proprio. Quella è una cosa, è un'innovazione, una cosa innovativa. Ma voi ci pensate? Il sistema per evitare le bucature alle gomme delle automobili. Vieni, guarda l'oco, guarda che bella roba, guarda. Signor, facetemi vedere, magari. Vieni, guarda. Qua ci stanno 2 belli giacche di mio marito, tutta roba nuova. E poi ci stanno pure 2 pantaloni. Guarda, tutta roba nuova. Roba nuova? Signor, qua ci sta pure una funiella. Sì, ma è un piccolo rattop solo a questo. Signor, una. Vi posso dare 10 lire? 10 lire? Ma perché va a chiassare sta roba? Ma io dico che con te non si può fare nessun affare. Insomma, cominciate pare questo il momento giusto esatto per rimpendere la roba vecchia. Ma chi vi sta disturbando a voi loco? Chi vi sta uccidendo? Scusate, ingegnere, perdonatemi, ingegnere, scusate. Ma non fa niente. Signori, guardate, sti 4 pezzi vecchi a signore mi trovano 1 milione. Ma quale sono pezzi vecchi? Qui sono vestiti miei che erano per pezzi vecchi. No, ma io non dico questo, vedete, guardate, io mi sono comprato stamattina, proprio stamattina, questa roba qua che vedete è proprio nuova, tenete, guardate. Devo vedere, non alzare polvere in fetta, tu non hai il diritto di ritirare la roba mia. Si capisce. Tu vuoi mettere sti 4 pezzi vecchi con gli abiti di Don Gennaro. Ma che stranamente sono pezzi vecchi, abbiate pazienza. Ma che sto dicendo? Ma te, che sei vestito qui, lavato la mia. Ti sbagliato. No, avete visto? Ma che devo vedere? Ma pure che lo signore Light che sono 4 pezzi vecchi. Ma che ne sa chi? Signore, io vengo incontro. 1, 2, 3 e 4 facciamo 15 lire. Guarda, lo faccio pezzi per la cucina. Signor, facete quello che pulite voi. Non mi fate venire più cancato a perdere il tempo. Ma tu lo sai che sei veramente scostumato. Sì. Ed è anche un pochettino screanzato, è vero o no? Scostumato. Sai che ti dico? Che sei pure un poco mariuola. Ma
no, Mariola almeno un po' decide, guardate bene a come parlate. Ma che sono sti minacci? Io che so? Immagina pare che Cancoppo non c'ha già venuto più, perché ci sei venuto? Se no voi mi avete chiamato. Sì, è vero, ti avevo chiamato, però io mi credevo che ti era venuto con poca e buona coscienza. Buona coscienza. E proprio perché tenga buona coscienza, che sapete che fate? Sta casa, così come sta, con tutto quanto voi avete, da trovare un sapone scemo che farà 15-20.000 lire. Guarda. Poi ne? Ma tu come ti permetti? Sì, ma io non lo so. Mi pare che sono poco esagerato, ci mancava pure saponato. Io se non se ne va lo piglio a calcio, lo piglio, Sentite, è sciuterato nobile, lo piglia a calcio, mi piglia. Ma a chi piglia a calcio tu, Oh, ehi, a te piglia a calcio, hai capito? No, voi, forza. forse è meglio che me ne vado. Oh, sì. Sono tanto, signore. Ciao. Con un bel 10 mancava pure Russo, ci mancava. Come Russo? Russo, chiamo Russo che quando era bambino teneva i capelli rossi, praticamente lo saponare, sì, proprio per prendere a casa, ma non date rette. Se non se ne da via veramente, lo pigliava a calcio a quello là. Ma non ne vale la pena. Sì, hai ragione ingegnere, dunque vogliamo tornare ai nostri affari? Certamente. Allora, Che cos'è questa confusione? Allora, come vedete, ecco qua ingegnere, questo è il disegno, è da completare ancora, manca ancora qualcosina, no? Va bene. Allora, dunque, l'apparecchio che vedete qui illustrato serve per evitare le bucature alle gomme degli automobili. Quale? Ma come quale? Questo, ingegnere, questo. Questo cosa? Questo, scusate, ma voi dove guardate? Questo qua. Bellissima. No, scusate, Simò, abbiate pazienza. Sicuro? Simò? Voi avete detto Simò, abbiate pazienza. Già, bellissimo. E a che serve? Mamma mia, e ve l'ho detto. E rivediamo. Serve ad evitare le bucature delle gomme dell'automobile. Io mo ce l'ho detto. Sì, la terza volta me lo diciamo. Io per farlo ricordare nella reclama vorrei chiamare il parapanne a buco. Certo. E come funziona? Ecco, questa è una domanda importante, precisa, pertinente. Andate avanti, Lucio, andate avanti. Allora, permettete, non c'è come vedete, ingegnere, vicino alle ruote, precisamente ai punti A e B dell'asse, vedete, vengono applicate queste due spazzole che sono una specie di scope fatte di piccoli filamenti di acciaio forti. Guardate bene, non di saggina, di acciaio. Sì, ho capito, non di saggina. Sì, ingegnere, saggina, perché la saggina a lungo andare, strusciando, si consuma. Bravo. Strusciando, Esatto. Già, la consumo. Certamente. Quando poi voi andate a mettere in moto l'automobile, queste due spazzole si muovono mediante un semplice ingranaggio, vedete? C'è anche l'ingranaggio. L'ingranaggio, ingegnere. Eccolo qua, vedete? E mentre l'automobile cammina, queste due spazzole davanti, come ho detto, ingegnere, alle ruote fanno, vedete proprio di fanno di modo che se trovate un pezzo di vetro, un collo di bottiglia, un chiodo, questo viene spazzato subito via immediatamente. Anzi, don Gennaro, io avevo pensato pure di metterci due piccole pattumiere davanti, così quando uno torna a casa ha la curiosità di vedere se ha raccolto più chiodi arrugginiti o colle di bottiglia. Ma che facciamo? Caro la monnezza? Dite che è troppo, esagerato. Sì, effettivamente sì. Dunque, a che serve sto coso? Madonna mia, che sono giantise proprio, professore. Si capisce. Mamma mia, Lo sta guardando la signorina là. E non tiene niente da fare la signorina, no? Non tiene niente da fare la signorina lì, no? Non tiene niente da fare in casa vostra, qualche faccenda domestica. No, ho finito di riordinare e sto prendendo anche un poco d'aria. Sta prendendo un poco d'aria. Voi però prendendo l'aria vi pigliate pure tutta l'attenzione dell'ingegnere, abbiate pazienza, signorina. Beh, non è così. No, Ginè, è proprio così, proprio il professore ha ragione. Sì. Don Gennaro, ma che state dicendo? Io sono innamorata di voi. E non farei certamente il cambio.
Hai capito? Bravo Don Gennaro! E voi fate queste conquiste! Quello da Giannino scherzo. No, io faccio seriamente. E se stiamo a questo vi dico che Don Gennaro mi fa soffrire. Perché non mi ha mai voluto dare un bacio. Don Gennaro, e fa bene a far soffrire una ragazza come quella? Vi ripeto che la signorina scherza, mi piace scherzare perché se volesse fare seriamente. Io faccio seriamente. Su, datemi un bacio. Don Gennaro, che state aspettando? Ma ci volesse una scalella, ci volesse. Quale scalino? Ma te sa, per essere bacio, ci sta sempre là, ci vuole scalino. E andiamo su che sto morendo. Salite, Don Gennaro, salite! Non scherzare con me che salgo veramente. E quando? Che aspettate? Allora io salgo. Su, non fatemi soffrire. Sport, Don Gennaro, vi diamo noi la mano, Qua la mano non mette più uscito già all'ospedale. Io ce la faccio. Ecco qua, arriva il conquistatore. Chi arriva dove voglio io. Arriva dove voglio io. È stato buono, vincere. Don Gennaro, non fatevi perdere l'occasione, si campa una volta sola! sì. Allora io salgo, che? Non voglio responsabilità, avete avuto voi, l'avete voluto. Avanti, avanti! Allora io salgo. Sei una tua. Ecco qua. Bravo Don Gennaro, forza, avanti! Bravo, Bravo! Ma qua ci vuole un altro bacio! Secondo bacio. Bravo Don Gennaro! Il secondo bacio. E non c'è due senza tre! Un terzo bacio. c'è due senza tre. Un terzo bacio. Brava Don Gennaro. Brava Don Gennaro. È la mia preferita. Quanto è bello, quanto è bello. Don Gennaro. Non giro poco a datemi una mano. Venite, per favore, giù, stiamo piccando, dammi una mano. È un due. Che concetto? La signorina ha voluto un bacio da me. Donna Concetta, che passa? Vostro marito mi ha voluto dare un bacio. Signori, come si dice? Adesso è l'ora di finirla, perché ogni bel gioco dura poco. Donna Concetta, ma siete gelosa? Sono 3 mesi, 3 mesi, che tu non stai a governo. E mo, ma pare che basta. C'è mai che la signorina... State zitta, vizio! Donna Concetta, ma si trattava di uno scherzo innocente. Ma sì, donna Concetta, si stava scherzando, ecco. Sì, io mi sono fatta scema. ma tu fossi asciutto pazzo. Già, e si ma sono pure pazza a presa. Venite là, no? Ma che l'età! Donna Concetta, io sono una ragazza onesta. Ma guardate, io non ce l'agio con voi. Io ce l'agio con sto vecchio rimbambito. Cucci, guarda come parli, se non mi fai fare che non l'hai fatta mai, Ah sì? Ah sì, e che fa? Che faccio, Cucci? Cucci, me ne vado, capito? Ma non me ne vado. Falla, chi aspetta? Ma su. Me ne vado, non insisto, se non faccio veramente, capito? Io me ne vado. No, falla, ma che se tu non fai tu, non faccio io! Non c'è proporzione. Me ne vado. Ma non esageriamo, non c'è nada. Ma che è stato? Vieni, belle papà. No, proprio non se ne viene con me, No, mi dispiace, i figli aspettano. No, ti sei sbagliato, sei mal informata, è il figlio fermo che aspetta la mamma. Chi sei maschio se ne viene con me? Andiamo, Tommasino, andiamo. Un pazziato guaglione perché fornisce malamente. Malamente. Ma che è stato? Niente, per il momento devi sapere solo che questa pazza di tua madre, questa pazza mi ha costretto a abbandonare il focolare domestico. Poi quando sarai più grande conoscerai le vere ragioni. La pensione te la lasci, faccia vedere che te va a pigliare. Grazie. Andiamo in giro. Dove andiamo? Niente, Tommasino, vieni con papà tu. Lavoreremo e mangeremo quel poco che riusciremo a cucinare. Se no, digiuno, padre e figlio. Poi l'ammarizzo e me lo sciamo, andiamoci, andiamo. I giuni? Papà, forse è meglio che resti con mamma. Ci vuole un uomo in casa. Vuoi restare con tua mamma? E va bene. Abbracciatevi per ora. Deciderà il tribunale. Addio. Ma Don Gennaro, ma dove state andando, Don Gennaro? Adesso ci pensiamo noi a farlo tornare. E non fate ridere la gente.
che volta stomaco. Sto. Concetto. Ho visto Gennaro che se n'è andato tutto arrabbiato, ma dove sta? Adesso c'è il ragazzo davanti e non posso parlare. Ma sappi che tuo fratello è un birbacco. E se ne chiude la fatta buona. Se n'è andato? Sì, se n'è andato. E mo te ne hai pure tu. Ma tu stati zitta, capito? D'accordo. Dice buona guaglione. Sì, un'imbesta su, vattene pure tu. No, me ne devo andare. Gennaro è mio fratello e deve pensare lui a me. Allora sì, me ne vado, mi faccio la valigia e me ne vado. Mamma, non lo pigliate gol. Papà se ne chiude e non fa niente. Non metti a fatica e pensi a voi. Sì, bravo, belle mamma, bravo. Mamma, io mi voglio mettere a fuoco. Sì. E andiamo, Don Gennaro, su, via, coraggio! E in fondo siamo uomini, no? Su, fatela finire. Ma perché mi mettete in mezzo? Come così mi state offendendo? Don Gennaro, ma voi non vedete come sta addolorato Donna Concetta? Ma vi prego, fatela finire. Ma perché vi mettete in mezzo? Perché vi mettete in mezzo? Noi abbiamo il diritto di metterci in mezzo, noi siamo vostri amici, e vi vogliamo bene. Voi avete pure il diritto, il dovere, quello che volete voi di mettervi in mezzo, ma io sono un uomo, so quello che faccio, so quello che dico, perciò non ho bisogno di consigli, lasciatemi andare. No, voi da qui non uscite, Don Gennaro, Ci mettiamo davanti alla porta e non vi facciamo passare. Ma perché insistete? Don Matteo, ma perché insistete? E se voi insistete vuol dire che non avete capito niente, Don Matteo. In questa casa non ci posso più stare, avete capito? Sono un uomo finito, proprio voi, Don Matteo, proprio voi. Sono un uomo finito, distrutto. Oh signore, voi da qui non uscite. Non uscite. Ma lasciatemi andare. Non uscite, l'ho detto. E vabbè, vuol dire che quando ve ne andate voi me ne vado anche io. Deve essere una decisione che già avevo preso da molto tempo. Non sono cose affrettate. Adesso mi metto qui e me ne vado quando ve ne andate voi. E vediamo mo chi si stanca per prima. Donna Concetta, qua sta vostro marito, qua sta Don Gennaro. Prego, Gennaro Agnello. Come se... Gennaro Agnello! Donna Concetta, in fondo è stata una pazzia di gioventù. Sì, proprio così, una pazzia di gioventù. Di prima gioventù. Come no? Ora che lo guardo bene, ingegnere, mi a dire, assomiglia a quell'attore, quello che sta sempre pieno di femmine intorno, quello che ha fatto quel film, come si chiama? Sì, assomiglia a Ramon Novarro. Esatto, proprio lui, Ramon Novarro, guardate, tale e quale. Donna Concetta, adesso marito vostro lo vedremo spesso al Trocadero, Però che resta a Roma, se la vesti un pochettino più elegante. Ci vuole un fiore all'occhiello? Che ne so, anche una camicia di seta che resta a Roma. Camicia di seta? Sì. Vediamo un po', che poi lo aggiustiamo un pochettino. Ecco qua. Guarda. Bel fiore all'occhiello. Manca ancora qualcosa, Sì, avete ragione. Secondo me, Don Gennaro, voi vi dovete tingere un pochettino i capelli, Quello poi che ci vuole, una scatoletta di cromatina nera, una spazzolella, e proprio in branca, ti pensa che bella chioma che diventa. Avete proprio ragione. Come sta bellino, guardate. Mettetevi così
prima che la Luca Bellucci in capo. Qua. Sì. Un bel bastoncino. Guardate che quadrillo, guardate che quadrillo. Ci manca ancora Ah, benissimo, così è perfetto. Però ci mancano, Don Matteo, ci mancano i guanti di seta. Don Matteo, sì, i guanti di seta. Ah! I guanti di seta, ci spassano proprio. I biccarni i guanti di seta. Ah! Donna Concetta, qua sta Gennaro Agnello. Guardate da poco. Ma voi a chi vi credete sto? Ma lo sapete che io, femmina buona, tengo coraggio che piglia a pappa a tutte e due. Maritami e non mi serio. Maritami e dominio. E andate via. Donna Concetta, di la verità, noi pensavamo di... Io ho pregato, maritami e non mi serio. Iate bene. Signora, c'è stato un equivoco. Vi ho detto iate bene. Chi la può scordare? Vuoi piegare ragionate senza parlare, senza parlare, non c'è. Papà, ti piaceva signorina, eh? E chi lo scordare, ti che ragionate senza parlare, senza parlare. A me guardate sì, è stata per un po' come dici, come voglio, come sacci. Luce che tiene bella, luce che chiude stelle, sorride come un nido, so come tu sospira, ogni sospiro coce, ma te non può veloce, è come grasso un figlio. Non mi dà più a ricetta, e chi vi può scordare, occhi che ragionate, senza parlare, senza parlare. A me guardate sì, è stata per un poco, come dichi, come voglio, come sacci. Sonni più splendente e le pene lucente come una seta fina, solo occhi concettina, sempre che tengo mente ci trova sentimento, perché non c'è savezza, o guarda la carezza. E chi vi può scordare, occhi che ragionate, senza parlare, senza parlare. A me guardate sì, è stata per un poco, come dichi, come voglio,
come sacci. Sciure fronna di rosa, non tengo tante cose, ma più bella guagliona. Si è ricca ma appassiona, ma tutta simpatia, ma tutta vita mia, ma giovo ma rovina, solo che concettina, e chi mi può scordare, occhie che ragionate, senza parlare, senza parlare, a me guardate sì, è stata venuta poca, come di chi, come vogli, come sacci. Grazie a tutti, buonasera, grazie a tutti. Adesso voglio presentarvi due colleghi musicisti del gruppo Napolitan Song di Levanto. Ci dispiace che non c'è con noi anche Irene Caso, che è la nostra pianista eccezionale, però c'è un nostro valido amico, il signor Alberto Dovano, un bravo mandolinista. Quindi spero che siamo riusciti comunque a rimanere in quell'atmosfera napoletana che avevamo voluto comunque creare. Adesso vorremmo continuare ancora con voi con due canzoni moderne, dite canzoni antiche, due piccole canzoni moderne di grandi artisti contemporanei. Uno è di Pino Daniele, il nostro compianto Pino Daniele, e l'altro invece è di Gragna Nieto, quindi sono musiche di questo secolo. Quindi spero che gradirete e poi ci saluteremo. Grazie. Ecco voi i nostri amici di Napolitan Song di Levanto. Grazie. Navale mille colore, navale mille paura, navale a voce di creatura che sai che piano piano e tu sai che non sei sola. Veleno sulla mare, una velea dure mare, una velena carta sporca e nessuno sa non porta e ognuno aspetta sorta. Una velena camminata in te viga miezzalata, una velena tutta non suona e sa per tutto il mondo ma non sa la verità. Grazie.
Un attimo che cambiamo la chitarra, noi siamo due componenti di un gruppo di circa 10-11 musicisti e facciamo musica napoletana dal 1300 fino ai giorni nostri. Facciamo tanti concerti, speriamo un giorno di poter venire anche qui a Sanremo. volesse diventare un albero rosa per te far sentire l'odore che sta a morire. Io volesse diventare un po' che sole per te far sentire il calore che sta bene. Io vorrei diventare un po' che vienta per trasì con la forza di t'avvocato. Io volesse diventare come un silenzio per te far sentire tutti i respiri miei. Vasami, perché stavolta vasami, gridami, ma non ti cerchi più. Vasami, perché stavolta vasami, gridami, ma non ti cerchi più. Io volessi diventare un albero rosa per te far sentire l'odore che stu bene. Io volessi diventare un po' che sole per te far sentire tutti i calori miei. Vasami, perché stavolta vasami, gridami, ma non ti cerchi più. Vasami, per tutta la vita vasami, gridami, ma non ti cerchi più. Tutta vita vasami, gridami, ma non ti cerca più.
parole ai nostri amici Alberto e Tonino dei Napolitan Song, sono bravissimi. Ringraziamo i nostri amici della compagnia stabile di Città di Sanremo e anche la Città di Sanremo che ha organizzato questo evento per noi e per voi, quindi è stata una cosa splendida. Alla fine ringraziamo il pubblico, noi non so perché, siamo fortunati, guarda, teniamo mazza, abbiamo un pubblico molto molto pieno, non c'è mai una sedia vuota. E noi ci chiediamo il perché, non sappiamo perché il pubblico ci segue a Spezia, a Pisa, a Livorno, a Napoli, da tutto, dove noi andiamo ci stiamo sempre gente. Ma perché ci segue? Noi non lo sappiamo. Tonino, sai perché per caso? Qualcuno lo sa? Lo sai? Perché? Perché? Ma perché? 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 Tu lo sai? Carmanella, una bella figliola, venne l'acqua gelata stagione, gelata stagione, gelata stagione. Come spreme sto bello limone, tu mi spreme sto cuore Carmen, sto cuore Carmen, sto cuore Carmen. Tutta donna sta bella quaiola, ma nessuno sa piglia perché. Tutta donna sta bella quaiola, e nessuno sa piglia perché. Un pochettino. È tecnologico, Perché dico da travi e insomma non scuoia ci sta, tutto bene a bere qua, perché dico da andrà, e perché dico da travi e insomma non scuoia ci sta, tutto bene a bere qua, perché dico da andrà. Giovane fuori, la battuta si è fatta d'antilla, si è fatta d'antilla, si è fatta d'antilla. Sei scordata, ma me l'è da dilla, io paese non voglio tornare, non voglio tornare, non voglio tornare. Carmeneve volesse sposare, Giovino non è cosa perché. Carmeneve volesse sposare, Giovino non è cosa perché. Perché? Tu lo sai perché? Perché dico da travi, insomma non scuoia ci sta, tutta bene a bere qua, perché dico da andrà, e perché dico da travi, insomma non scuoia ci sta, tutta bene a bere qua, perché dico da andrà. È passata in un bello soldato, si è fermato vicino a Carmela, vicino a Carmela, vicino a Carmela. Stamanelli dall'acqua sincera, si ma stiene da un poco Carmela, da un poco Carmela, da un poco Carmela. Ma Vernesco sta ferma e ti sposa, Capurano è non ha fatto la cacca. Ma Vernesco sta ferma e ti sposa, Capurano non è cose perché. Ma perché? Perché? Adesso però, vai, ultima volta. Perché? Perché dico da travi, insomma non scuoia ci sta, tutta bene a bere qua, perché dico da andrà, e perché dico da travi, insomma non scuoia ci sta, tutta bene a bere qua, perché dico da andrà. Grazie mille.